via, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in grave ritardo, l'orologio anche fa le 7:15, quindi è stato tolto perché il titolare finalmente sta facendo qualcosa, siamo come sempre Bar Tre Sorelle con gli amici che per la... Sì, oggi è il 12, venerdì 12 febbraio, ricordo domani sabato non lavoriamo noi, parliamo un po' domenica San Valentino, quindi non possiamo non dedicare una barzellettina a tutti gli innamorati. E c'era questa coppia, anche abbastanza giovane, che non riusciva, allora la moglie va dal medico lì, da sessuologo, dice guarda io mio marito, sì, dobbiamo fare, però adesso io ho ancora voglia, no? Le dice sta bella donna, ho ancora voglia, però arrivo a casa sempre sul divano che legge la gazzetta, no? Così colà, non c'è qualcosa da fare, anch'io non so cosa fare, perché insomma non c'è qualcosa, ma signora, allora guarda, faccia una cosa, prima di prendere robe chimiche che non sai mai, faccia una cosa, anche lei dovrebbe un momento stimolare, allora guarda, vada a quei sexy show, si prenda qualcosa, non so, di qualcosa che ecciti, bisogna anche lei che sia. Sì, ma ma signora, qualcosa di più. Allora lei si fa consigliare da un'amica, va con un'amica, si prende, sai, stivale in pelle, tutti lucidi qua, mantello nero, mascherina, lisce tutta a pizzo, così no? La mascherina nera, sai, sto con un collo nero, il frustin, sai, sto frustin. Io poi arrivo a casa, adesso comunque arriva a casa, era il marito, sai, là nel divano che leggeva la gazzetta, allora lei si va, si cambia, si mette vicino a un certo punto, lei col frustino, amore, niente, amore, questo qua toglie la gazzetta e fa, tesoro, cosa zero per cena stasera? Alle Tre Sorelle. Buon San Valentino, ciao.